modo da coprire quello. Cosa? Vuoi che copre la macchina? No, quella luce lì. No. Possiamo mettersi dall'altra parte se vuoi, no, dopo là non è un perché. Prende. Allora, mettiti in modo che copri quello. Stai lì che io... Scusate, ma stiamo sistemando l'obiettivo. Tu devi rimanere così. Ecco, vedi che c'è una luce. Scambiamo. Scambiamo un po' più largo. Vabbè. Un ex magro. Andiamo di qua. Vediamo un po'. Tento l'abbraccio del panettiere. Ecco qua. Benissimo. Direi che abbiamo sistemato. Non sembravi così alto. Vero? Sono molto alto invece. No, prima era meglio, però vabbè, dai. No, bene. Ecco, non sono basso, no. Non se lo sa. Quindi bene, diamo una buona notizia perché chiaramente sono stato accolto telefonicamente molto bene, chiaramente è un giornalista che è interessato a fare un'intervista, ma c'è una ragione, ecco, perché qui con me c'è tra l'altro uno dei due soci, tu sei Andrea al secolo, nome, cognome. Andrea Bandieri del 97, secolo scorso, quindi 29 anni, come il mio socio siamo entrambi 97. E lui invece Elia Cavenaghi, sempre di Formigine entrambi nel 97. Siamo Formigine, quindi il massimo risultato qui nell'area, devo dire parecchi chilometri, è questo. Ecco, c'è anche un Trepani da qualche parte, in Emilia Romagna, ce ne sono uno anche in Romagna dalle mie parti, perché in Romagna non succede mai niente di questi livelli, no? A 3, no? Tutto in Emilia, quando si sono i coni, no? Di gelati, no? Per un altro simbolo della guida appunto del Gambe Rosso. Quindi qui chiaramente, trovandomi in zona Ferrari, zona Maranello, passando da queste parti, come dire, ho trovato chiaramente come eccellenza questo locale, che appunto è un forno moderno, chiaramente loro due sono giovani, poi c'è tutta appunto un'equipe. Il posto si chiama Pani di Via, con questi nomi moderni, no? Sì, che vengono anche premiati, poi a Senigallia, non so se conosciamo Pan de Fra, certo, esatto, conosciamo bene. E quindi su questo filone, nel centro storico di Formigine, quindi ecco proprio l'ideale, perché io poi ho i miei collaboratori, i miei due nipotini con mia moglie, quindi la nonna, stanno facendo un giro in Formigine dove si parcheggia bene, quindi si vive bene, quindi non sono tutti quei problemi della grande città o di Modena più vicina chiaramente, e quindi qui c'è un orario particolarissimo che forse non mi era ancora capitato, che è quello dell'apertura praticamente mattutina. Alle 7 fino alle 15, orario continuato, non facciamo pomeriggio, però molti forni chiudono a mezzogiorno e mezza, l'1, noi volevamo dare la possibilità a chi esce dal lavoro di poter prendere il pane anche alle 2 o alle 3, perché è un servizio che volevamo farci. E poi si riapre il giorno dopo, cioè voi comunque non lavorate di notte, se non all'alba, ecco. No, anche perché quando si accorceranno le giornate è chiaro che alle 7 magari è ancora buio. Sì, perché noi comunque impastiamo il pane il giorno prima, lavoriamo la mattina col pane, poi lo formiamo, lo mettiamo diciamo a finire la lievitazione in frigo, e la mattina dopo alle 5:30 facciamo la cottura, così che ha fatto la sua fermentazione, il suo sviluppo e i profumi, ed è comodo per la vita normale. Quindi apertura, ma alle 5:30 per uno. Certo, alle 5:30 ci siamo. Ecco, quindi chiaro, giustamente, chiaramente un po' di riposo per poi appunto riprendere. E quindi vediamo un po' anche la somministrazione, perché chiaramente siete laboratorio e bottega, sono comunicanti, sono vetrine tra l'altro diverse, e quindi c'è intanto qui abbiamo la macchina del caffè, sì, la Iura, che l'ho vista, lo sai dove l'ho vista? Una cosa del genere, ad Argenta, perché lì c'è un famoso pasticcere, il pasticcere del Trigavolo, sì. Quindi il pasticcere ha questi poi Krafen, il pasticcere ormai proprio il Krafen bombolone, proprio con la crema dentro, assolutamente delizioso, e chiaramente ha bisogno di un cappuccino, un caffè, quindi c'ha la macchina insomma la macchina automatica, naturalmente funziona benissimo
Questa Anche questa che avete voi è una macchina, diciamo, svizzera, che riprende un po' un concetto nordico, appunto macina i chicchi di caffè arabica al momento, proprio la grammatura giusta per un caffè, né di più né di meno. viene macinato al momento, Al momento. volte, infatti è vero, Sì, è al vero, momento. perché ce ne sono di automatiche, quindi non bisogna diffidare No. assolutamente. Sì, E questa è una ragazza, è una cliente? È una cliente, sono dei nostri clienti. Insomma, Ciao ragazzi. diciamo, anche già si fa un caffè, Si fa un caffè, è sì. già pratica, il caffè Sì. è buono. Sì, e ci piace perché è un concetto di caffè semplice, veloce, molto street e che ci dava più dinamicità rispetto a una macchina e a un barman, diciamo. Quindi un concetto un po' più dei panifici nordici. C'è un tipo di... avete scelto quindi questo caffè? Cioè c'è anche la C'è moda del l'espresso, caffè c'è con i l'espresso, macini, sì, poi c'è sì, le abbiamo torrefazioni. Sì, abbiamo un processore di Reggio, abbiamo anche il frigo per il latte, per fare il cappuccio, fare il caffè latte, con il latte della mela, quindi cerchiamo al massimo di avere un ottimo cappuccio, un ottimo compromesso. Se lo fa da sola, Va da solo, la macchina va da sola, finisce io posso scegliere il cappuccio, sì, e poi te lo fa da solo. quindi posso partecipare anche io. Sì. No, Sì. no, c'è scritto, no, volevo capire. Secondo, scusami Sciami, dopo tieni un secondo lì, per favore. Arriviamo subito. Bene, ecco, quindi come dice questo self-service e poi diciamo in vetrina vedevo che ci sono delle cose anche adatte al lancio, perché adesso siamo in una fase, diciamo, sono finite le colazioni e quindi cominciano, mi sembra già con la focaccia, vedo. Sì, ecco, diciamo a preparare il pranzo. Sì, diciamo che noi partiamo la mattina con tante brioche e prodotti sfogliati e poi Sempre di produzione vostra. tutto, lo facciamo tutto noi qua, cerchiamo di fare tutto da zero e poi abbiamo tutte le focacce farcite, quindi farcite con versioni insomma magari di carne oppure anche vegane, perché molti preferiscono anche il salato la mattina. Quindi i croissant sono finiti. I croissant ormai quest'ora è finita. C'è uno da provare al momento. No, se li abbiamo, su richiesta li facciamo al momento, su richiesta li facciamo. No, possiamo far vedere che il croissant fatto che sporca il tavolo e non sarebbe male. Va bene, proprio. Volete, te ne faccio uno, va bene. Poi mi fate anche ripieni. Sì, riempiamo, sì. Ci mettete La crema, se volete ne faccio riempire uno con la crema. No, uno neutro. Uno neutro perché anche nelle pizze sono molto interessato all'impasto, ad esempio la marinara è l'ideale per sentire l'impasto, è chiaro anche un buon no, facciamo queste cose in diretta è giusto, per far vedere giusto, che è tutto vero quello che stiamo, quindi è vero che c'è la guida da riconoscimento, che tra l'altro voi l'avete preso dal sottoscritto e quindi sono appunto 2 pani e sarebbe una nuova entrata perché siete nati da poco. Da 2 annetti e mezzo, sì. E quindi sì, di Maseri cornetti anche salati, cornetti salati in genere, e poi tante pizze e focacce con farciture diverse. Noi cuciniamo molto perché abbiamo entrambi formazioni, io sono stato cuoco, abbiamo entrambi studiato a Brescia, a Bergamo, anche con il mio socio che lavorava in pizzeria, lui ha fatto la formazione di panificazione all'Alma. Pizzerie quotate a Brescia in modo particolare, magari non c'è proprio un ristorante stellato in centro Brescia, in provincia chiaramente ce ne sono, sì. Però mi viene in mente anche quello, è già in effetti già è un po' tutto. Ci mettete anche lo zucchero a velo? Lo zucchero a velo, sì, lo zucchero a velo. Adesso ti faccio anche l'apertura così vediamo la sezione. Mi piace di più, quindi c'è chiaramente, si vede chiaramente che è la sfogliatura, grazie. Ecco, perché so che non è facile, c'è anche la foto, dopo sparisce. Quindi so che molti negli hotel, poi c'è anche il ristorante, non riescono comunque a fare il croissant perché serve molto spazio. Sì, spazio, serve la giusta temperatura, bisogna stare molto attenti a gestire il freddo. Non è semplice. Vai col taglio così vediamo come succede per le pizze, vediamo anche l'interno. Questo è appena fatto. È appena fatto, anche un po' caldo, quindi un po' cedevolino. Ecco qua. Però ha una sua sfogliatura carina, diciamo. È un po', adesso è caldo, però a noi piace abbastanza. Quindi chiaramente questo è un piacere unico. Vai, lo assaggiamo. Bisogna venire al formiggio. Tu intanto che assaggi. L'assaggio è dovuto. Usiamo solo burro tedesco noi, burro comunque da centrifuga, non di affioramento.
che per me è un valore aggiunto, è un valore inestimabile. Molti fanno fatica perché il burro oggi a volte è un po' demonizzato, preferiscono non sentire il burro, invece per noi gli cerchiamo di spiegare che è un valore aggiunto. Ha provato? Devo dire, praticamente il burro è tipicamente francese, no? Sì, è vero, è vero. Esatto. Comunque, anche senza burro sono convinto che sarebbe la fine del mondo. Allo stato puro, Grazie. ecco, è chiaro che tutti preferiscono un po' il dolce la mattina quando si sveglia. È normale, So, sì. ovviamente, tendenzialmente, però, ecco, i forni, ne parlavo poi con un vostro collega che ha preso Tre pani? tre pani, che sta praticamente a Somma Campagna. Ah, Si chiama sentito. Il Fornaio, e quindi lui ha fatto tutto uno studio, come stavi dicendo anche tu, sulla viennoiserie, quindi sta proprio in perfetto equilibrio fra il dolce e il salato. Quindi può esserci anche il non, cioè proprio come il pane. Sì, certo. Il croissant da forno. Sì. Questo si adatta un po' anche alla pasticceria, perché in effetti avete una fascia, secondo me, al mattino dove chiaramente la gente vuole la colazione dolce, certo. Vai tutto tu, infatti facciamo anche pan au chocolat svedesi, facciamo tanti altri tipi di adesso per noiserie. esempio via Somma Campagna lui ha fatto una rivisitazione del pan suisse. Ah beh, un prodotto interessantissimo quello, anche lì salato e molto interessante. Fantastico. Bene, grazie. No, si possono vale la pena il viaggio dei chilometri per provare, perché in effetti un locale così dove il fornaio ti fa il croissant, poi ci mette anche il burro che lo adatta, ti fa il servizio con appunto anche sì, no, cerchiamo di essere più versatili possibili, perché so che lì ad Argenta, questo ex pasticcere del Trigavo, praticamente non hanno una licenza del bar. Sì, non so se anche noi non abbiamo la somministrazione, perché non abbiamo il bagno. Ecco, quindi questo permette al forno di consumare sul posto, di avere più acqua come noi, proprio come noi. Bene. Altre cose? No, e poi diciamo noi cerchiamo di... Che dopo si passa chiaramente al pranzo. Sì, noi cerchiamo appunto, noi cuciniamo tanto, noi seguiamo molto la stagionalità. Noi d'autunno facciamo molte cose con la zucca, molte cose con le crucifere, con il cavolo nero, anche sulle focacce. Vogliamo dare una nota di cucina alle focacce, non vogliamo limitarci a quelle più semplici. Anche nelle farcite, scegliendo un po' vegano, non vegano, cerchiamo di dare un po' sfogo a tutte le tendenze e i bisogni. E sì, per noi la cucina è al centro, la stagionalità è al centro dell'elaborazione, quello è quello che spieghiamo il meglio. Prendiamo molti prodotti locali, valorizziamo molto il territorio, prendiamo molti salumi dalle nostre montagne qui, o formaggi dalle montagne da Cimone, pecorino, parmigiano. Ci piace sentirci radicati in questa situazione, da dare sfogo ai nostri amici che lavorano qui, diciamo, di fianco a noi. Che è banale, magari può essere banale, però per noi è il primo indice di sostenibilità. Qual è quindi la prima farcitura più richiesta? Qua? Beh, abbiamo sempre le focacce con la maglio fatte da noi, il cotto e l'insalata, oppure con la maglio veggie e peperoni agrodolci fatti a noi in salatina. Il nostro erbazzone va molto, anche se è un prodotto tipicamente reggiano. È un prodotto anche reggiano. L'ho trovato in un bar premiato qua da queste parti, in provincia, però dall'altra parte, della via Emilia. Adesso mi sfugge, non vorrei sbagliarmi con i nomi, confondo magari Parma che è San Secondo, e mentre qua c'è Novellara, cioè in piazza c'è questo bar dove chiaramente fra le varie proposte della viennoiserie c'è l'erbazzone, ma un erbazzone che se magna di brutto. Allora bello carico. Devi sentire un pezzo anche del nostro, però a questo punto. Dobbiamo farlo assolutamente piccolo. Siamo in Reggio Emilia. Piccolo. Te lo vado a prendere subito, guarda. Esatto, e quindi così vi possiamo veramente salutare da siete che praticamente Formigine, come anche magari confinano chiaramente da Reggio Emilia, dove mi trovavo pochi istanti fa. Ecco qua. No, siamo andati bene perché so che solitamente è una porzione esagerata. Io ti ho preso alla tua.
Questo è il nostro erbazzoncino. Rigorosamente con lardo sopra, un po' di spinaci, molti spinaci, molte verdure. Noi cerchiamo di bilanciare molto il rapporto tra spinaci e grasso, perché è quello che lo rende proprio equilibrato. Sicuramente del bazzone richiede come la piedina, lo strutto. Sì, richiede lo strutto perché è quello che dà friabilità alla pasta. Naturalmente, visto che comunque c'è attenzione per vegani e vegetariani, immagino si possa fare tranquillamente anche con l'olio, anche la Si piadina. può fare, ma non è la stessa cosa del bazzone senza quel grasso di maiale che purtroppo lo rende autentico da un certo punto di vista. Quindi consigliamo a qualcuno magari di non mangiarlo se non preferisce il grasso di maiale. Quindi altre cose, c'è un socio, poi noi diciamo adesso è al banco, perché sta sostituendo sempre il movimento. Noi la nostra grande passione, che adesso in questo periodo non va tanto, sono i grandi lievitati. Noi amiamo molto fare il panettone di base da 0 con lievito madre, panettoni diversi, con farciture diverse. Cioè, ma il panettone tutto l'anno? Di tutto l'anno, facciamo tutto l'anno, a parte agosto, ma tutto l'anno anche in formato di bauletti, perché crediamo che sia un dolce versatile da mangiare ogni giorno, anche a colazione. È un impasto brioche, anche abbinabile, facciamo spesso quello vuoto, abbinabile a farciture salate, che per noi è molto interessante. Quindi, adesso cosa c'è in questo periodo di agosto? Perché siete aperti in agosto? Siamo aperti in agosto perché non ne fate. Ma le facciamo, ma ci turniamo e riusciamo a stare aperti lavorando, diciamo. Adesso non vanno molti panettoni ad agosto perché la gente va in ferie, però noi da settembre a giugno, metà luglio facciamo comunque sempre panettoni, è la nostra filosofia. E questo è il nostro punto di forza. Poi abbiamo anche la pasta fresca, perché comunque io essendo cuoco volevo portare anche la pasta fresca, che fanno tutti, però volevamo... Quindi gastronomia, le varie cose, oltre che pizza al taglio e forno, sì. proprio la didascalia di pan di via. Di base, sì, però rosette, lasagne, tortelloni li diamo a mano. Cerchiamo di fare un po' tutto quello che riguarda il fumo. Sono anche ripiene? Sì, facciamo crespelle, rosette, lasagne di diverse farciture, anche lì. Paste secche? Secche non facciamo tanto, tagliatelle, quella roba non facciamo tantissimo, facciamo più pasta. C'è sempre l'uovo? Sempre l'uovo, sempre pasta all'uovo, però ripiena. Paste secche non facciamo ancora un granché, ma vorremmo arrivarci. Anche perché c'è la concorrenza chiaramente industriale, artigianale, chiaramente, perché è un prodotto confezionato, poi anche il Gragnano arriva già fatto, paste secche invece quelle che hanno bisogno da noi ormai è la Resdora. Qua? È sempre Resdora, anche da noi, della Resdora, sì. Un sogno per... Resdora. Invece noi iniziamo Resdora. Bene, quindi vi salutiamo qui da Formigine, pan di via. Neck Sassuolo. Neck di Sassuolo. Anche Caterina Caselli. Sì, sono in quelle zone lì. Però sì, siamo in queste zone. Chi è il personaggio di Formigine? Beh, abbiamo i nomadi, sono di Novellara, quella zona lì, sono di Leva della Bassa lì. Poi abbiamo a Zocca c'è Vasco. Di Zocca. Ma dico proprio. Quindi Formigine è, non mi ricordo adesso, un rocker di Formigine autentico. C'è Zucchero a Reggio, ma Formigine c'è meno. Quindi saluti qui da Pan di Via. Grazie, un abbraccio.